Bentornati a un nuovo aggiornamento meteo, iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Le correnti umide atlantiche continuano a stazionare sul nord Europa, mentre l'anticiclone di blocco ancora situato sull'Italia e su gran parte dell'Europa porta temperature eccezionalmente miti, valori sopra i 28 gradi in Val Padana, ma attenzione perché questa fase di stabilità secca non durerà, infatti si avvicinerà un fronte instabile da nord-ovest pronto a irrompere sulla nostra penisola a partire dalle regioni occidentali sulle Alpi tra sabato e domenica, con temperature ancora sopra la media, ma notiamo infatti la discesa di questa saccatura con aria fredda di origine artica dal nord Europa pronta ad irrompere anche sul nord Italia, con flussi di conseguenza più freddi, mentre notiamo da questa grafica come l'anticiclone si indebolirà, andrà verso est, portando infatti infiltrazioni molto più umide e fresche e della instabilità relegata soprattutto al nord-est, mentre sparsa sul versante tirrenico. Nella giornata di domenica infatti sarà un po' più instabile lungo le regioni del nord-est sul Veneto, con clima molto più fresco, temperature anche leggermente sotto la media e della instabilità mediterranea possibile che andrà a insediarsi tra il 16 e il 17 del mese, con piogge sempre più frequenti e un clima del tutto autunnale su gran parte d'Italia, ad eccezione però della Sicilia e del centro-sud Italia, dove continuerà il caldo estivo. Notiamo da questa grafica come le temperature il freddo artico rimarrà situato e bloccato solamente sul nord Europa e parte del centro, poi si riverserà dalla giornata di domenica sulla Val Padana, un clima leggermente sotto la media o in media per il periodo, mentre caldo estivo invece che continuerà a stazionare sulla Sicilia e il centro-sud Italia. Ma il tempo quindi in vista soprattutto dal 17 di ottobre, quando potremmo avere più perturbazioni e correnti da nord-est sempre più fredde, ma vi ricordiamo come sempre che si trattano di ipotesi, quindi tutto può cambiare. Rimani come sempre aggiornato.